Di solito quando saluto i nostri telespettatori dico un caro benvenuto a Servus Srećno Ciao, invece oggi dico un gentilissimo Mandi e benvenuti in Carinzia. Care Aquile, bentornate a questa nuova puntata di Aquile Libere. Vi abbiamo abituati nel tempo ad avere grandi novità, grandi scoop e grandi servizi esterni ed è proprio in questa puntata che noi vi presentiamo la nostra prossima novità. Abbiamo avuto l'onore di essere ospiti presso l'ORF Carinzia, Klagenfurt. L'ORF è la radio televisione nazionale austriaca ed in particolar modo ospiti della giornalista Iris Hofmeister che per ORF Carinzia, tra le altre cose, cura e conduce una trasmissione che si chiama Servus Srećno Ciao, che si occupa tra le altre cose anche di cultura e turismo in Friuli. Ebbene, Iris molto spesso viene qui in Friuli per raccontare agli amici austriaci avvenimenti, attività e manifestazioni che qui in Friuli appunto ci sono. E dunque, senza indugio, ora lancerei il servizio che noi di Aquile Libere abbiamo girato presso ORF Carinzia a Klagenfurt. Hallo, mein Name ist Iris. Ciao, mi chiamo Iris e mi occupo della parte italiana della trasmissione televisiva Servus Srećno Ciao. Ci alterniamo con Arnulf che invece va in giro per la Slovenia. Lo faccio volentieri, è da 34 anni che lavoro per la ORF Carinzia. Amo oltrepassare il confine per conoscere le persone che abitano nelle regioni confinanti, per poi poter presentare degli argomenti interessanti ai nostri telespettatori. Den Alpen-Adria-Raum in einer sehr angenehmen Form näher zu bringen. Appunto, ci alterniamo, weekend siamo ospiti in Slovenia e quello dopo in Friuli. Così cerchiamo di offrire ai nostri telespettatori un quadro di argomenti molto variegato, cercando di creare il loro interesse nelle gite oltre confine, alla scoperta del territorio della regione Alpe-Adria. La storia, la cultura o semplicemente le persone che ci abitano. Noi siamo interessati a tutto quello che rende speciale quella zona. Ci piace scoprire cosa mangiano le persone normali, cose che forse uniscono la loro regione con la nostra regione. Il motto della nostra trasmissione è Servus Srećno Ciao. Cari Aquile, siamo onorati di essere qui ospiti oggi presso ORF Carinzia Klagenfurt e siamo onorati di avere come ospite la direttrice di ORF Carinzia, che è la dottoressa Karin Bernhardt, a cui appunto ringraziamo della presenza, e qui vorremmo rivolgere alcune domande per capire un po' come è strutturata ORF Carinzia e anche qualche domanda relativamente al loro programma di punta che è Servus Srećno Ciao, che si occupa anche d'Italia ma soprattutto anche di Friuli. Direttrice, ORF in quanto televisione pubblica austriaca, in che modo e con quali mezzi garantisce la sua informazione puntuale e precisa in tutto il territorio austriaco? Der ORF ist ein sehr großes Unternehmen, eine Fernseh-, Radio- und auch für Internet eine Anstalt. La ORF è la televisione nazionale austriaca, ha una struttura molto grande e ben organizzata. Ha 9 sedi, una per ogni regione, Land dell'Austria, con uno staff di 3.500 persone tra dipendenti e collaboratori. ORF Carinzia si avvale di 90 persone tra dipendenti e collaboratori, con la particolarità di avere un proprio telegiornale ogni sera e una propria stazione radiofonica che trasmette 24 ore su 24. Chi opera in ORF Carinzia è abituato a lavorare in tutti i media, radio, televisione e anche nei social media. In Carinzia esiste la minoranza slovena e quindi l'ORF Carinzia dispone di una redazione slovena, di un canale radio che trasmette tutti i giorni in sloveno e ogni domenica va in onda una trasmissione TV e un telegiornale, sempre in lingua slovena. Inoltre c'è la nostra trasmissione transfrontaliera Servus Srećno Ciao, che va in onda ogni sabato sera dopo il telegiornale. Manche sogar quadromedial, denn wir haben nicht nur Radio, Fernsehen, Internet, sondern auch die sozialen Medien. In ogni land in Austria è garantita una rete ORF locale. Può dirci come funziona quella carinziana e dei servizi che offrite? Also im Landesstudio Kärnten haben wir ein 24-Stunden-Radioprogramm. Nello studio radiofonico dell'ORF Carinzia abbiamo una programmazione 24 ore su 24, un mix tra intrattenimento, informazione, cultura e sport. Oltre a ciò realizziamo anche un programma televisivo giornaliero e forniamo alla sede centrale di
Vienna tanti servizi locali, soprattutto di attualità e di cronaca. Ogni anno realizziamo circa 14 documentari di circa mezz'ora ciascuno, poi trasmessi anche a livello nazionale. Realizziamo tanti servizi per la programmazione nazionale, oltre al nostro TG regionale che contiene servizi di cronaca, ma anche di carattere informativo soft, oltre che attualità, politica, economia e sulla vita sociale. Il quadro delle trasmissioni si completa il sabato, quando va in onda la trasmissione transfrontaliera settimanale Servus Srečno Ciao. Orff Carinzia è presente su internet con informazioni in diretta 24 ore su 24 e così anche sui nostri canali social media. È proprio questa miscela di presenze che ci rende molto popolari e lo dico con molta fierezza, questo bel mix è il nostro punto di forza. Orff, tra i suoi servizi, ne ha alcuni che si occupano anche delle vicine regioni, non solo austriache ma anche mitteleuropee, anche in Friuli? Volevo anche aggiungere che abbiamo anche una programmazione radio per la minoranza slovena in Carinzia, 24 ore su 24, trasmesso parallelamente a Radio Kernen, e poi c'è anche un TG in lingua slovena ogni domenica. Ci occupiamo anche di ciò che succede in Friuli, Venezia Giulia, nell'ambito della nostra trasmissione televisiva Servus Srečno Ciao, che va in onda ogni sabato sera, oltre che nella trasmissione radiofonica omonima che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18:30. La Carinzia e lo studio di Klagenfurt si trova proprio nel punto di incontro delle tre regioni confinanti, Slovenia, Friuli Venezia Giulia e Carinzia. È un programma molto seguito sia in Austria che da parte degli ascoltatori nelle regioni confinanti. Perché e come è nata l'idea della trasmissione di successo senza frontiere Servus Srečno Ciao? E qual è il vostro grado di soddisfazione? Also angefangen hat es vor zig Jahren, wo die Leute gesagt haben in Kärnten, ich kann gar nicht so gut Italienisch. Tutto ebbe inizio tanti anni fa, quando abbiamo deciso di offrire agli ascoltatori della radio un corso di italiano. Così abbiamo cercato di insegnare 100 parole in italiano in 100 giorni ai nostri ascoltatori. Questo fu l'inizio, quasi 20 anni fa. In seguito abbiamo cominciato a puntare lo sguardo oltre ai confini anche in TV. Così, col passare del tempo, sono nate tante amicizie con i nostri vicini. Per noi è molto bello sapere che i nostri programmi vengono seguiti anche da tante persone in Friuli. Grazie a questo nostro impegno transfrontaliero abbiamo ottenuto anche un sacco di premi a livello regionale ma anche europeo. Ciao für die Fernsehsendung, und zwar in Brüssel. Man sieht es dann unten beim Portier, vielleicht schaut euch das dann an. Tolle Preise für diese Sendung, dass wir über die Grenzen schauen und Programm der Nachbarregionen bringen. Orff Carinzia, o più in generale Orff, ha delle collaborazioni o prevede di attuarne con emittenti televisive regionali friulane? Verzeihung. Es ist ein großes Problem, Kooperationen durchzuführen, denn es gibt einen internationalen Programmaustausch mit den öffentlich-rechtlichen Fernsehstationen und Radiostationen. Das wird dann über die Zentrale abgewickelt. Anche se in generale qui in Carinzia siamo molto aperti, non è sempre facile realizzare delle collaborazioni esterne, perché queste sono gestite direttamente dall'ufficio International Program Exchange della sede di Vienna. Può succedere di fare uno scambio di servizi, magari con la RAI, poi però ci sono i diritti che complicano un po' le cose. La Orff è una fondazione di diritto pubblico e siamo sottoposti a delle leggi molto severe. Forse fra qualche anno, quando andrà in vigore la nuova legge dell'Orff, le cose cambieranno, perché l'idea di fare più collaborazioni con emittenti straniere è molto bella. Ein neues Gesetz entsteht mit unserer neuen Regierung. Ob es dann besser wird, das ist die Frage. Ob es gleich bleibt, wäre gut. Und sonst kann man nur, wenn man eine Kooperation, das Material verkaufen, den Inhalt verkaufen. Und das wird dann leider mit den Lizenzen und Rechten sehr schwierig. Aber
es wäre schön, wenn man mehr austauschen könnte. Ebbene, grazie dottoressa, grazie direttrice Bernhardt per averci fornito questa possibilità e grazie per questa intervista che noi proporremo al nostro pubblico in Friuli. Grazie to me. Das Spannende am Alpen-Adria-Raum ist es, dass diese Region... La cosa interessante della regione Alpe-Adria è che coinvolge 3 paesi diversi, che in realtà sono molto vicini e uniti. Forse questo forte legame è nato durante la monarchia asburgica e il suo impatto si sente ancora, ad esempio andando a Trieste o assaggiando alcuni piatti tipici in Slovenia. Tante cose che oggi troviamo nei paesi confinanti hanno un'origine in comune con noi. E con la nostra trasmissione vogliamo rappresentare e scoprire questi spazi culturali e dire alle persone che i confini sono fatti dagli uomini, mentre per la cultura e per l'amicizia non esistono confini politici. Sagen, dass Grenzen ja nur von Menschen gemacht werden, dass Kultur und Freundschaft aber absolut keine politischen Grenzen kennt. In Slowenien merkt man deutlich, dass die Menschen sehr gerne auch... Vedo che la gente in Slovenia è molto orientata verso il nord e verso l'Austria e parlano tranquillamente la nostra lingua. E in Friuli è il turismo che favorisce questo processo di avvicinamento. Mi piace che la gente sia molto aperta e sempre ben disposta a raccontarci le loro storie. Ci invitano nelle loro case e ci mostrano come vivono. Quando partiamo per le riprese possiamo star sicuri che torniamo a casa con tante idee per nuovi servizi. Siamo accolti sempre in maniera molto ospitale e mi fa piacere lavorare per Servus Srećno Ciao. Und das ist eigentlich das Spannende an der Arbeit für Servus Srećno Ciao. Cari Aquile, ci troviamo ancora a Klagenfurt presso la sede di Orff Carinzia e qui con noi c'è Iris Hofmeister che in Orff Carinzia, tra le altre cose, si occupa anche della conduzione di una trasmissione che si chiama Servus Srećno Ciao, un programma che ti permette, Iris, di girare non solo l'Austria e la Carinzia, ma anche il nostro Friuli, l'Italia, ma in particolar modo appunto il Friuli. È da molti anni che conduci questa trasmissione e ti volevo chiedere, visto che ti ha portata in diversi posti tra Austria, Slovenia e Italia assieme al tuo collega, quali sono, se ci sono, le maggiori differenze tra questi 3 luoghi e queste 3 popolazioni? Ma magari noi non andiamo alla ricerca delle differenze, ma noi cerchiamo le cose che abbiamo in comune. Magari tanti carinziani pensano di conoscere bene questa zona, di essere già stati 1000 volte a Lignano per le vacanze estive, così, ma noi cerchiamo di trovare dei posti interessanti per loro che magari non hanno ancora avuto modo di visitare e di trovare delle cose in comune, che può essere il cibo, che è un argomento che piace molto ai nostri telespettatori, come voi ci avete portato la gubana oggi, è una cosa che sicuramente tanti non conoscono, ma anche noi abbiamo una gubana carinziana, ad esempio, non so se Sì. Cercate posti particolari, cercate, diciamo, situazioni e manifestazioni anche locali da poter poi appunto illustrare al pubblico austriaco. Un po' cerchiamo di andare oltre a quello che si trova nelle agenzie viaggi, tipo viaggi organizzati, cerchiamo delle piccole cose anche semplici ma interessanti, sì. Il programma si occupa spesso di temi locali e molto particolari. Come reagiscono le persone che molto spesso sono comuni alle vostre interviste, al vostro coinvolgimento? Ma devo dire che siamo sempre accolti con in maniera molto aperta, sono tutti molto gentili e si prendono del tempo, che anche questa è una cosa speciale oggi, no? Che tutti sono impegnati, invece la gente cerca di accompagnarci, di farci vedere le loro bellezze. Ci sentiamo sempre come a casa praticamente. Perfetto, sì. Molto bene. Reagiscono in maniera positiva, sono curiosi, magari all'inizio dicono ma come non abbiamo mai collaborato con una TV, non siamo mai stati intervistati, ma devo dire che va sempre bene, più rilassati che sono meglio è. Sì. Tu che hai girato il Friuli in lungo e in largo, da austriaca, che idea ti sei fatta del Friuli e dei friulani? Ma che è una regione molto, molto interessante, con tante cose belle da scoprire, anche per me che adesso faccio questa trasmissione da più di 15 anni, penso. Ci sono sempre delle cose nuove che riesco a scoprire tuttora e mi piace, sì, anche nella mia vita privata, vengo spesso in Friuli, Venezia Giulia, sì. Devo dire è la mia regione preferita. Sì. Come possiamo noi di Aquile Libere suggerirvi in qualche modo nuovi argomenti anche particolari che riguardano il territorio friulano?
saremmo molto grati di avere dei suggerimenti perché diventa sempre più difficile trovare queste chicche, no? Quindi potete mandarci una mail al mio indirizzo personale che è il mio nome iris.hofmeister@orf.at o anche tramite posta se uno vuole alla nostra sede e così vediamo se riusciamo a presentare qualcosa di nuovo ancora. Molto volentieri. Sì. E dal tuo punto di vista, invece, come ci vedono gli austriaci e in particolare i carinziani, noi in Friuli, noi friulani? Cosa ne pensano del nostro territorio e cosa pensano dei friulani? Ma secondo me stanno diventando sempre più intensi questi rapporti, forse anche grazie alla nostra trasmissione che invitiamo i telespettatori di fare una gita, di passare il weekend dalle vostre parti, di andare alla scoperta di qualcosa di nuovo e magari di lasciare l'autostrada che porta di solito i turisti a Lignano, per dire, e di andare a parlare con la gente. Ma infatti anche di questo siamo molto grati perché grazie anche alla vostra trasmissione permettete al turismo in Friuli di fiorire, essendo magari diciamo non così florido, non così potente come settore, e grazie anche alla vostra trasmissione appunto qui in Austria fate conoscere, di questo ve ne siamo comunque grati enormemente. Ma poi anche nelle scuole succede che sempre più ragazzi imparano l'italiano, anche lo sloveno, e ormai fa parte del curriculum e quindi diventerà sempre più facile, insomma, questo avvicinamento. La macro regione, esattamente, questa macro regione grandissima. E hai mai avuto modo di seguire Aquile Libere e su quali canali? Certo, ho seguito le vostre ultime puntate su YouTube, ho visto quello che fate e devo dire complimenti anche a voi. È una cosa molto utile secondo me quello che fate e poi anche quando la gente parla in friulano mi piace sentirlo e così mi piacerebbe anche impararlo. Chi lo sa se a parte il Mandi riuscirò a imparare qualcosa. Sì, noi abbiamo questa particolarità, ci piace mantenere vivo anche la lingua, soprattutto friulana. Riscontrate volontà di collaborazione da parte di enti, associazioni o gruppi della nostra regione nei vostri confronti? Certo, possiamo cercare di trovare un modo per collaborare, per far vedere le attività di queste associazioni, senz'altro molto Perfetto. E associazioni friulane che vi contattano per diciamo illustrare quelle che sono le loro manifestazioni, ce ne sono, ne avete? Vi chiamano? Ogni tanto sì, o sempre di più, devo dire che anche quando siamo in giro magari la gente ci dice c'è un signore che fa questo o quello e così abbiamo degli suggerimenti. Perfetto, grazie Iris, grazie per averci dedicato del tempo, grazie per la tua e la vostra ospitalità qui in Orf Carinzia Klagenfurt e ti aspettiamo presto in Friuli per girare ancora, per far vedere le nostre particolarità che sono ben valutate anche dagli austriaci e dai carinziani. Grazie a voi di essere venuti fino a qua su. E ti aspettiamo in Friuli presto. Grazie.